Napoleto Mascagno, coordinatrice provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà. Valentina, scusa. Non fa gaffa. Valentina. Allora, prima di tutto scusate un po' l'imbarazzo, ma è la prima volta che parlo da una platea così numerosa. Quando ho accettato l'incarico di fare la coordinatrice provinciale, non credevo di dover parlare in un'assemblea così numerosa. Prima di tutto vorrei ringraziarvi, grazie per essere qui, grazie per l'affetto che dimostrate al nostro leader, perché raramente nella mia anche seppur breve esperienza politica ho visto tanto affetto che scaturisce veramente dalla voglia delle persone di partecipare. Io per questo che ho scelto Sinistra Ecologia e Libertà, perché è quell'area che mi ha permesso di partecipare attivamente alla vita politica. Si parlava prima di testimonianze, io sono come tanti ragazzi che vedo qui, mi sono laureata in tempo e ho cominciato la mia vita da precaria. Nonostante stia facendo 2 lavori e non ci sono guardie di finanza, ripetizioni private per arrotondare, ho voluto comunque dedicare il resto del mio tempo alla politica. Perché? Perché non potevo permettere di lasciare in mano ai soliti noti il mio territorio, soprattutto le politiche del mio territorio, perché quello che vedo io, soprattutto a livello regionale e provinciale, perché siamo amministrati entrambi dalla destra e dalla Lega, che è devastante per noi e per il nostro territorio, non potevo lasciare loro in mano tutto il mio futuro. Non potevo lasciare in mano alla riforma Gelmini il mio futuro, non potevo lasciare in mano a chi in maniera mafiosa, e non come diceva Saviano nella straordinaria trasmissione Vieni via con me, non sono solo gli interessi economici la mafia, è una mentalità mafiosa, quella che distrugge il territorio, quella che vuole mettere una centrale nucleare a 50 km da qui, a Chioggia, quella che vuole devastare il Veneto orientale con la TAV, quello che taglia il sociale facendo tornare i disabili nelle case, nei ghetti, perché la Regione Veneto questo ha fatto, ha tagliato, oltre al governo centrale, il fondo per la non autosufficienza che costringe le categorie più deboli a tornare nei ghetti da cui con difficoltà in questi anni si è cercato di tirarli fuori. Perché vi parlo di questo? Perché io in uno delle varie lavori precari mi occupo di disabili e loro mi insegnano molto. Io non capivo quando Nichi Vendola, lo seguo dappertutto, da Bari, non capivo quando parlava proprio di disabili, diceva non cosa noi possiamo fare per voi, ma cosa voi potete fare per noi. Le categorie più deboli, i precari, gli studenti, possono cambiare questo paese, perché la riforma Gelmini non solo distrugge la cultura, distrugge il nostro diritto allo studio, perché toglie borse di studio e taglia le possibilità anche, e torniamo indietro credo di 40 anni, al figlio dell'operaio di poter studiare, non solo ai ricchi, ma distrugge un tessuto sociale, perché le donne che lavorano all'interno della scuola, anche come insegnanti, sono numerosissime. Quindi viene tolta loro la possibilità di poter avere un futuro lavorativo. Tornano nei ginecei. E non possiamo tra l'altro lasciare in mano tutto questo alla Lega. Dobbiamo assolutamente riprendere le nostre tematiche e prego tutti, non solo i militanti che lavorano con noi a stretto contatto, i simpatizzanti, prego tutti voi, i precari, gli studenti che sono sui tetti, gli insegnanti, i disabili, tutti coloro che credono in un futuro diverso e che vogliono cambiare, di partecipare alla nostra politica, perché la politica non è solo appannaggio dei partiti. Siate tutti protagonisti, sentitevi protagonisti, riprendetevi e riprendiamoci questo paese, questa regione, questa provincia. Non lasciamo che altri decidano per noi. Grazie.
Diamo inizio adesso ad alcuni interventi. Io chiedo a tutti coloro che interverranno di stare nel tempo massimo di 5 minuti, se riescono a dire le cose importanti che devono dire. In 4 minuti è ancora meglio, perché purtroppo il tempo che Nicky ha a disposizione per noi non è infinito, insomma, ha dei limiti indipendenti dalla sua volontà. Deve essere licenza alle 21. Deve essere licenza al 21, ecco. Allora, iniziamo subito con Marco Zapai, studente. Intanto buonasera a tutti, siamo riusciti ad affrontare la neve, il freddo venerdì 17 a essere così tanti, quindi sicuramente cominciamo bene, no? Quindi, scusate, anche per me è un'emozione, perché parlare in un'assemblea così grande di persone che sentono, appunto, sono qui per parlare di politica, appunto, perché si interessano della politica, per me è qualcosa di, prima di tutto, bellissimo, appunto, perché quando appunto si diceva prima di riconquistarsi degli spazi, anche questo, appunto, che pur essendo uno spazio storico, anche in questo senso noi lo stiamo riconquistando, perché qui possono non soltanto esserci studenti, ma possiamo esserci tutti quanti, e questo penso che sia il primo grande messaggio positivo che dobbiamo leggere da questa serata, da questa giornata. L'importanza di parlare di politica è fondamentale, perché in questo paese ultimamente non si sta parlando di politica, quella di cui si sta parlando è un mercato delle vacche, un mercato del pesce, non si sta parlando di politica, si sta parlando di festini, si sta parlando di qualsiasi altra cosa che non siano il bene comune, che è quello di cui la politica dovrebbe occuparsi. Non si sta parlando del bene dei ragazzi, dei giovani, non si sta parlando del nostro futuro, di chi siamo noi. Allora, chi siamo noi? Chi sono gli studenti che in questi mesi, in questi anni sono scesi in piazza per manifestare? Noi siamo quelle generazioni che sono nate quando Berlusconi era appena arrivato al potere e già applicava il suo dominio mediatico e politico nella maniera becera che abbiamo conosciuto. Noi quello abbiamo visto, purtroppo, siamo cresciuti con i provvedimenti della Moratti, siamo cresciuti con i tagli alla cultura e siamo arrivati ad avere 20-25 anni a vedere i monumenti di Pompei crollare. Siamo arrivati a 20-25 anni riappropriandoci anche di quei monumenti. Noi, appunto, siamo una generazione che in questi anni, in questi mesi e in particolare quest'anno è riuscita a svegliarsi. E non a svegliarsi semplicemente, come dire, arrabbiandosi, ma costruendo una volontà di prospettiva, una volontà di cambiare, una volontà di futuro, che purtroppo è una parola tanto abusata. Lo mettono dentro a nomi di partiti che a futuro non so quanto riesca ad appartenergli. Viene riempito, appunto, le parole a volte che riguardano noi si riempiono di un domani ipotetico a cui veniamo rinchiusi. Non si considera il fatto che noi esistiamo nel presente in prospettiva di un futuro. Però esistiamo qui oggi, esistiamo e l'abbiamo fatto sentire positivamente, l'abbiamo fatto sentire riappropriandoci, come appunto si diceva prima, perché per me questo è un concetto fondamentale, il fatto di volersi riprendere uno spazio, che quando appunto la politica di che non si è occupata dei giovani, i giovani in questo momento vogliono occuparsi di politica, vogliono occuparsi, se ne stanno occupando. La vera politica in questi mesi la si sta facendo nelle assemblee di Ateneo, la si sta facendo nelle strade, nelle piazze, quando noi appunto nelle scuole, durante le occupazioni, le autogestioni. Quella è vera politica. Io ho partecipato a occupazioni in tutta la regione del Veneto, a manifestazioni ormai da anche troppo tempo, come si dice, e ho visto nei ragazzi, e non ragazzi a cui appunto, come dire, particolari, pochi, ma ragazzi appunto comuni, persone che appunto nascono in questo territorio e si sentono rivestiti di una specie di patina verde. Sì, concludo velocemente. Queste generazioni appunto hanno saputo dare una risposta diversa, e quello che appunto ci tenevo a dire qua oggi e a concludere è che non possiamo pensare
che queste generazioni, che sono generazioni le cui parole sono ben più pesanti di un San Pietrino tirato, e che le parole appunto sono ben più calde di un fuoco di una camionetta che brucia, e appunto le cui piazze si va col volto appunto, che sono scesi in piazza col volto scoperto, senza paura di farsi vedere. Queste persone vanno ascoltate e gli vanno date delle risposte sulla riforma dell'università, sulla riforma